Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in studio, ancora buongiorno e buon Natale da Sammy Varin e da Radio Libertà. 7-8 i minuti dopo le 11 del mattino, seconda parte della nostra e vostra controinformazione con i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659. In corso di quest'ora ci sfogheremo. Con le vostre telefonate in diretta apriremo anche le linee dopo le 11.30 allo 02 9294 7222, ma anche, lo sapete, c'è quasi sempre un ospite ogni giorno in quest'ora e ce lo avete già qua, signori. Lo riconoscete oggi perché non passa inosservato, giuro, lo vorrei anch'io, quel cappellazzo rosso con scritto Merry Christmas con le lucine che si accendono, signori. Con noi Gianluca Zanetti, ciao! Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie mille e grazie soprattutto a Sammy Varin di avermi ospitato. Ma smettila, grazie a te che ci stai regalando sui social qualche minuto di sorrisi, di pazzia, di follia, perché comunque ragazzi il Natale è anche questo, lasciamoci andare una volta tanto, che cavolo, non siamo seri, riconosciamo quella bambinezza che c'è ancora dentro di noi e giochiamo con i nostri figli, giochiamo anche da soli, facciamo un po' gli scemi, facciamo un po' d'allegria, inventiamoci qualcosa! Io ho chiamato Gianluca Zanetti e tra poco ci parla di lui. Ma subito un'occhiata alle ultime notizie. Sono arrivati gli auguri social di Giorgia Meloni che dice: il presepe custodisce valori e rende più profonde le radici. Bellissima frase, diteglielo al sindaco di Bologna che ha messo, poi ve lo rifaccio vedere, un presepe bellissimo nella piazza principale, proprio bello, però sul Corriere l'apertura, per fortuna, sono contento, è su un'altra cosa. Mi stavo lamentando proprio quest'oggi in rassegna stampa che i giornali già si erano dimenticati di Corso Buenos Aires, di ciò che è accaduto l'altro giorno in Corso Buenos Aires, quel ragazzino di 15 anni derubato, frustato con la cinghia dei pantaloni, cioè gliene hanno fatte di tutti i colori, i figli del barcone naturalmente, i Maranza, e nessuno ha detto niente. Oggi questa signora, la mamma di questo ragazzo, ha scritto una lettera al Corriere dicendo: mio figlio di 15 anni aggredito in Corso Buenos Aires nell'indifferenza. A Milano i Maranza sono un'emergenza sociale. Bussiamo al sindaco? Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile? Decine di persone hanno visto cosa succedeva senza intervenire. Provo amarezza. È quello che vi diceva Sammy Varin l'altro giorno, cioè questo ragazzo è stato violentato, sì, ma non dai Maranza, dalla gente che passava indifferente. E questa è la cosa, secondo me, ancora più allarmante rispetto al fenomeno Maranza. Pensateci, signori, torneremo sull'argomento perché la nostra è una radio di battaglia su questi argomenti. Rompiamo le palle finché non ci staccano la corrente. Subito però, prima naturalmente di collegarci con Gianluca Zanetti per vedere il suo video, per ascoltare la sua canzone e per capire un attimino dove può andare anche la musica un po' pazza, subito il Qui Parlamento. Ci colleghiamo con Elena Testor. Qui Parlamento. E la vedo. Grazie, un attimino, Presidente, senatrice, che prego. Ministri, colleghi, mi permetta una considerazione prima di entrare sull'esame della manovra. Ascoltando le opposizioni oggi mi è parso che qualcuno avesse lanciato il sasso e nascosto la mano. Ne faccio un esempio su tutti. Prima la senatrice Paita diceva che il potere d'acquisto degli italiani è da 5 anni che è in calo. Vorrei informarla che noi siamo al governo da 3 anni e 2 mesi. Tra il resto, altri... Allora,
Allora, non c'è un dialogo, diciamo, tra... ognuno usa giustamente i toni va benissimo. Aspetti un attimo, senatrice, tanto poi le restituisco il tempo. Colleghi, per cortesia. Tanto la senatrice aveva addirittura detto che voleva dare una mano, quindi non pensavo che... Prego. Tra il resto, oggi ho sentito tanto parlare di misure che si accusa il governo attuale per le responsabilità, ma le responsabilità bisogna anche sapersele intestare, perché se noi andiamo a guardare i tagli della sanità... Colleghi, per cortesia, non è possibile. Nel lontano 2012 vediamo che i vari governi che si sono succeduti, da Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte, hanno fatto tagli della sanità per 37 miliardi. Quindi, cari signori, se adesso la nostra sanità, dove noi stiamo investendo parecchie risorse, è in difficoltà, forse è proprio dovuta alle scelte scellerate dei governi precedenti. Per non parlare poi del super bonus. Signori miei, nel 2026 l'Italia dovrà pagare 40 miliardi e quindi la considerazione che volevo fare mi lega un pochino alla mia terra. Mi viene in mente una leggenda ladina dove il fulcro dice che il pastat istes in benda po istes labiestes. La traduzione: chi è stato? Io stesso, allora tu stesso l'avrai. Questa ricalca un pochino l'Odissea di Omero, praticamente riporta Ulisse che voleva ingannare Polifemo dicendo che si chiamava Nessuno. Ecco, le opposizioni oggi stanno ricalcando la strategia di Ulisse, quindi vogliono chiamarsi Nessuno, rigettando le responsabilità delle scelte scellerate che hanno fatto nelle legislature passate su questo governo. Devo dire che anch'io guardo con nostalgia alle manovre del 2021, quando stavamo parlando di 40 miliardi da poter spendere, dove il rapporto deficit-PIL nel 2022 era 8-6 e dove noi nel corso di queste legislature stiamo cercando di ridurlo per riuscire a raggiungere quell'obiettivo importante di riportare il deficit PIL sotto il 3% e quindi uscire dalla procedura di infrazione. Una manovra sì di 18,7 miliardi con l'aggiunta del maxi emendamento che ha portato questa manovra di bilancio a 3 miliardi, di ulteriori 3 miliardi e mezzo, quindi andiamo a 22 miliardi e mezzo. Il nostro obiettivo politico però va ricordato, fa parte di un progetto che parte da quando noi ci siamo insediati, quando abbiamo scelto di andare a sostenere proprio le famiglie, i lavoratori e le fasce deboli e siamo intervenuti appunto nelle passate misure rafforzando l'assegno unico, abbiamo aumentato il congedo parentale, l'asilo nido gratis, il bonus nascite. Abbiamo rafforzato l'acquisto della prima casa, il sostegno del reddito al mamme con 2 figli e in questa manovra aggiungiamo 1 miliardo e 600 milioni per incrementare da 40 a 60 euro il bonus mamma lavoratrici e l'esclusione della prima casa dell'ISEE. Questo per quanto riguarda la famiglia e quanto noi vogliamo fare per contrastare la denatalità. Poi è stato parlato di imprese, ecco nel maxi emendamento appunto erano già previsti 4 miliardi, abbiamo aggiunto 3 miliardi e mezzo e abbiamo rinforzato la nuova Sabatini, rifinanziato il credito d'imposta sulla ZES, rifinanziato Transizione 4.0 e Industria 5.0, reintroduciamo il super e iperammortamento e poi non dimentichiamo la rottamazione quinques che spalma su 9 anni e 54 rate bimestrali. I fondi per la ZES unica, mezzo miliardo in più per il credito d'imposta, aumentiamo le aliquote della ZES unica per agricoltura, pesca e acquacultura. E poi, lasciatemelo
come ultimo capitolo la sanità, visto che oggi le bocche si sono riempite di questo tema. Dal 2022 al 2025 abbiamo incrementato le risorse per la sanità passando da 126 miliardi a 136,5 miliardi. Nel 2026 erano già previsti 140,6 miliardi, aggiunti altri 2,4 miliardi per un totale di 7,4 miliardi. Ecco, se proseguiamo con questo iter, noi arriveremo a fine legislatura che avremo immesso all'interno della sanità 30 miliardi, alla faccia dei 37 che avete tagliato voi nei precedenti governi. Quindi ecco, concludendo, Presidente, io voglio ringraziare il Ministro Giorgetti per il grande lavoro che ha fatto, per la responsabilità che si è assunto, ma soprattutto voglio anche ringraziare i relatori e gli altri colleghi, anche i colleghi di opposizione, per il lavoro che abbiamo fatto in commissione. Non è stato facile, ma io credo che abbiamo fatto del nostro meglio per dare risposte concrete ai cittadini italiani. Grazie. Qui Parlamento. Non sono più un alieno, un marziano a tempo pieno. Ho i piedi sulla terra, col rock sempre in testa. Io vivo dentro il rock, sono il re del rock. Musica che fa saltare, ballando tutti insieme. Non sono più un alieno, un marziano a tempo pieno. Il rock adesso mi appartiene, scorre nelle vene. Io vivo dentro il rock, sono il re del rock. Musica che fa saltare, ballando tutti insieme. E viva il re del rock, viva il re del rock, viva il re del rock. Chitarra che suona indemoniata, corde che bruciano le dita, occhiali scuri, una bandana come cresta e la mia voce martella in testa. Io vivo dentro il rock, sono il re del rock. Musica che fa saltare, ballando tutti insieme. Giubbino in pelle, anelli sulle dita, chitarra sulla pelle. La mia canzone è un sound che sballa. E viva il re del rock, viva il re del rock, e 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 viva il rock del re. Lo sapevo io che ci mancava la vigilia di Natale, ci è venuto a trovare chi? Il re del rock, Gianluca Zanetti! Ciao! Grazie mille a tutti. Auguro a tutti un carissimo Natale e pieno di musica e soddisfazioni per tutti. Speriamo, dai. Assolutamente sì, anche piccole soddisfazioni, un Natale con un
pizzico di follia, di pazzia, di fantasia, ricordando che quella che sta per arrivare è la notte più magica dell'anno e quindi vogliamo che sia magica davvero? Sì, senza fare stupidate, cazzate esagerate, ma inventiamoci qualcosa, eh? Anche un bel Babbo Natale rock che arriva questa notte non ci sta male, assolutamente. Il problema è che i miei ragazzi hanno ormai 14-15 anni e se arrivo vestito da Babbo Natale mi saltano addosso e me ne fanno di tutti i colori. Quindi, però i più piccoli ci stanno e lo prendono sul serio ancora. Signori, chi è questo Gianluca Zanetti? Perché qualcuno potrebbe dire, ma io questo l'ho già sentito nominare. Ma non è quello che fa parte della banda di squinternati Angelini, Busnelli e compagnia bella, quello che ogni tanto si vede anche in televisione e in tanti locali, tra un artista e l'altro dei concorsi di Dino Angelini, puff, salta fuori lui molto spesso travestito in modo molto strano. Gianluca Zanetti, mentre ci racconti chi sei, io passo anche, Francesco, mandiamo anche l'audio, solo il video ci basta, del pezzo Ritorno su Marte, perché se qui lo avete visto vestito da re del rock, negli scorsi pezzi la cosa peggiorava molto, cioè qui è molto migliorato, qui sei quasi uno di noi, perché chi non vorrebbe avere un Harley Davidson, signori? Sbirciate la canzone. Intanto che vediamo il video di Ritorno su Marte, raccontaci chi è Gianluca Zanetti. Buonasera a tutti. Niente, praticamente Gianluca Zanetti nasce con la passione per la musica e comunque porta avanti queste cose qua nel mio tempo libero. È una grande passione, soprattutto anche di creare personaggi, oltre musica e tutto, con la collaborazione sempre di Lanfranco Busnelli, di Enrico Mandresi, Dino Angelini, e abbiamo creato comunque questi vari personaggi marziani e finito la saga marziana abbiamo iniziato con un nuovo personaggio. Abbiamo pensato a un re, e il re del rock, insomma. E così andiamo avanti su queste idee praticamente. Cioè, capite che il Gianluca Zanetti è una persona normalissima, fa, mi pare, l'autotrasportatore, no? Un lavoro normalissimo, serissimo, eccetera, ma appena c'ha un po' di tempo libero, cioè state guardando in radiovisione come si è conciato da alieno, dove è andato a girare questo video, dove eri qua? Raccontaci. E qui ero al Consonno praticamente, era la Las Vegas Brianzola di un tempo. Un posto ormai purtroppo caduto in disuso, un po' tutto abbandonato, ma comunque è un posto fantastico, un posto che sembra un po' un paesaggio alieno, insomma, l'abbiamo un po' creata questa situazione. Io rimango a bocca aperta perché, ripeto, qui non stiamo parlando di artisti professionisti, di cantanti che girano in tournée, che guadagnano un fracco di soldi, che hanno uno staff infinito. Qui parliamo di una persona normale, tra virgolette, che però come ognuno di noi ha una passione ed è quello che dico sempre a voi ascoltatori: cercate di ritagliare nella vostra vita lavorativa, di papà, di mamma, di nonno, di nonna, una passione, una follia, una pazzia, piccola o un po' più grandicella, da coltivare quotidianamente. Non dico che diventerete come Gianluca Zanetti, interpretando pezzi da migliaia di visualizzazioni, perché questi video te li hanno visti in parecchi, cioè, Sì, grazie al cielo sono andati bene, dai, è proprio per pura soddisfazione, ma comunque sono andati bene, sono molto contento di questa cosa. E cerchiamo di uscire dalla quotidianità, perché poi la quotidianità è la rassegna stampa di Sammy Varin, li avete sentite le notizie di questa mattina, ho fatto una fatica boia a trovare qualcosa di veramente particolare che ci dia fiducia verso il futuro. Per fortuna ci sono ancora artisti che ci fanno strappare un sorriso, che ci creano allora un po' di fiducia nel futuro e in noi stessi, perché siamo anche noi
con la nostra voglia di fare che portiamo avanti questa baracca e questa bellissima e bruttissima Italia. Signori, Gianluca Zanetti, il re del rock. E adesso vogliamo sapere cosa bolle in pentola, cosa ha in mente di fare, quale potrebbe essere il nuovo personaggio o le nuove apparizioni, sparizioni, perché come dicevo il Gianluca appare molto spesso in manifestazioni, in concorsi, tra un concorrente e l'altro. Puff, arriva Gianluca Zanetti travestito, è vero. Sì, che spezza, diciamo, un po' gli schemi della classicità del concorso, arriva con le sue follie, insomma, porta un po' una ventata di fresco, via, insomma, diciamo così. E niente, al momento, diciamo, c'è in pentola ancora qualche canzone che adesso, vabbè, stiamo pensando ancora a dei personaggi nuovi, sempre da creare, però comunque non magari più l'alieno, insomma, torniamo un po' sulla terra, insomma, abbandoniamo un po' il settore alieno, diciamo. Io sto ridendo come un deficiente perché sto guardando intanto il video di un rap diverso, si chiama. Sì, siamo passati anche dal rap, insomma, un po' tutto, stiamo provando un po' di tutto, insomma. Ma chi c'è dentro in questo video? Vuoi un attimo raccontarlo? Sì. Mi viene da piangere e da ridere nello stesso tempo. Sì, c'è Lanfranco Busnelli che ringrazio, si è prestato anche lui alle mie follie, cioè veramente una persona d'oro, bravissimo, perché comunque mi ha seguito in tutte queste cose, oltre che comunque a stendere i testi con me, a sistemarmi tutto il testo, e comunque è una persona fantastica che si presta, diciamo, sempre, è arrivato anche a travestirsi come me, a imitarmi e fare il rap diverso, cioè bravissimo, veramente. Cioè, questo è un mix di Maranza, Fricchettoni. Da cosa eravate vestiti in questo video? Da giovani reppettari, insomma, giovani, non più giovani reppettari, insomma. Diversamente giovani reppettari. Giovani. Un po' Maranza, un po' Fricchettoni, poi ti trasformi in un alieno. Sei in una specie di centro sociale qua, dove ti trovavi? Sì, c'è di tutto qui questo personaggio qua con murales, con cose strane, insomma, siamo passati dall'alieno al rap a tutto, insomma. Abbiamo creato una cosa un po' diversa, è proprio un rap diverso. Non c'entra col rap tradizionale, è una follia. Guarda, sono contento perché hai strappato veramente un sorriso anche al Sammy Varin, frustrato dalla rassegna stampa odierna, però Francesco torna pure su di noi, fagli un primo piano al suo cappellazzo Merry Christmas, che è bellissimo, io lo voglio davvero anche io, anche perché mi nasconderebbe la pelata, invece ho fatto una trasmissione ancora una volta da pelato. Che cosa significa per te il Natale? Mancano poche ore ormai alla notte di Natale, come dicevo, la notte più magica dell'anno, quella notte in cui dovete avere quei 2 minuti per guardare verso l'alto, cercare una stella, recitare una preghiera e credere in qualche cosa sopra di noi, e in qualche cosa che nasce, anche semplicemente una nuova vita che nasce mentre tante, troppe ne muoiono. Credere in una tregua nell'odio che continua a lacerare ognuno di noi, credere in una tregua tra le tante guerre, tante, troppe, che stanno accadendo, e soprattutto quelle dimenticate. Come vedi questo Natale? Che sapore avrà questo Natale, Gianluca? Sì, un Natale secondo me speriamo che porti comunque gioia, serenità, insomma, un Natale da passare con le nostre famiglie, sereno e tutto, insomma. Speriamo che vada così, insomma. Deve andare così, signori, e questo non è un consiglio, è un ordine, mi raccomando, anche se chiaramente è nella tavolata di Natale, magari, insomma, c'è il parente è meno simpatico, c'è quello più rompiballe, magari ancora peggio, e anche comunista, ma non importa, vogliamoci tutti bene. Fate come Sammy Varin, che a un certo punto si alza
e fa il suo comizietto avanti e indietro per il tavolo. E lì chiaramente ci può stare l'applauso, ma ci può stare anche il bu bu, via, fuori, fuori, ma ci sta, ma la politica è questa, signori. Io do in mano il microfono a un certo punto a tutti i commensali e ognuno dice qualcosa, ok? Vedete il Natale del Sammy Varin? Sì, se lui è il re del rock, io lasciamo stare. Gianluca Zanetti, dove ti possiamo trovare? Penso che basti scrivere questo sui social. Sì, su YouTube, su tutti i portali digitali, Spotify, diciamo, YouTube Music, un po' dappertutto, insomma, mi trovate. Basta cercarmi, mi trovate. Assolutamente, e non è detto appunto che tra qualche mese lo troviate conciato ancora in modo diverso, perché trasmettere emozioni, simpatia attraverso un look fuori dal normale fa parte, a quanto pare, di una delle passioni del Gianluca Zanetti. Abbiamo scoperto un tuo segreto, non si notava quando sei lì che guidi il tuo camion, eccetera, non ti No, vesti no. così. No, infatti chi mi conosce anche di persona dice comunque rispetto le tue follie, quando lavori sei un'altra persona. Signori, Purtroppo bisogna vestire le parti dell'artista vai e tranquillo. del lavoro. Vai insomma. tranquillo, c'è di peggio, Certo. ci sono quelli che non riescono proprio a nasconderle queste tendenze e quindi si conciano così tutto l'anno. Grazie Gianluca Zanetti, buon Natale e buona musica. Grazie mille a tutti, un augurio a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora, un buon Natale pieno di musica per tutti. Grazie. Viva il re! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene efficacia e disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti cari amici ascoltatori di Radio Libertà, siamo Azzurra De Valle e Tiziana Manenti e siamo qui per presentarvi il nostro nuovo brano natalizio Ogni giorno è Natale. È disponibile sulle piattaforme digitali e è cresciuto nella collaborazione tra me e mia figlia Azzurra, pensato per ricordarci la bellezza di ogni giornata trascorsa insieme. Prendendo spunto dalla figura di San Francesco d'Assisi in viaggio verso Greccio, il brano è un canto natalizio che parla di pace e di amore per gli altri, di vita vissuta nella semplicità e nell'umiltà, di crescita e di scelte che abbiano a cuore il prossimo e il creato, semplice e diretta. Buon ascolto E soprattutto buon Natale. Tu che hai scelto la semplicità del cuore, la bellezza,
lasciato quelle vanità del mondo per la verità. Anche oggi insegni l'umiltà, poeta fiore di bontà. Il maestro della povertà, Francesco sei carità. Se stiamo insieme ogni giorno è Natale, un Betlemme nel cuore. Se ci vogliamo bene come a Natale, ogni posto è Betlemme. Siamo lucciole di luce che viene dal nostro cuore per illuminare il volto di chi sta accanto a noi nella vita. Ogni giorno cresco un po' di più e io mi sento già grande. La mia strada non è facile, Francesco, fossi come te. Una bussola da non smarrire, da seguire sempre. Insieme a quelle due parole mie, da piccola sogni stelle. Se stiamo insieme ogni giorno è Natale, con Betlemme nel cuore. Se ci vogliamo bene come a Natale, ogni posto è Betlemme. Siamo lucciole di luce che viene dal nostro cuore per illuminare il volto di chi sta accanto a noi nella vita. Se stiamo insieme ogni giorno è Natale, con Betlemme nel cuore. Se costruiamo la pace io e te, con tutte le creature, è Natale. Ma che dolci, signori. Oh, sono mamma e figlia, tanto per ogni giorno è Natale. La nuovissima canzone di Tiziana Manenti e Azzurra De Valle, mamma e figlia, direttamente, forse le avrete riconosciute, da Io Canto Family, arrivate in finale. Una piccola storia familiare è diventata una canzone comunitaria, nata da un semplice compito scolastico, ma soprattutto dalla collaborazione madre-figlia. E non è la prima volta che queste due collaborano facendo musica, sono dolcissime, ma soprattutto devo dire, la Tiziana è anche un'artista di Christian Music e sapete quanto sia importante per la nostra radio, per la nostra comunità, la musica cristiana. Siamo tra le poche emittenti che ogni settimana trasmettono musica cristiana. E visto che abbiamo conosciuto, ed è simpaticissima, la Tiziana Manenti, che si occupa anche di musica cristiana, come minimo l'anno prossimo, ormai mancano pochi giorni, avremo modo di riprendere i suoi pezzi e di ospitarla nei nostri studi. Intanto sono le 11:41, signori, non me ne vado da nessuna parte, è tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Ringraziando naturalmente tutti voi per i tanti pensierini che ci stanno arrivando anche tramite WhatsApp al 340 6709 659, ma anche qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41. Siamo aperti tranquillamente durante le feste di Natale, oggi ci siamo, domani no perché è Natale, ma a Santo Stefano siamo di nuovo in onda. Sammy Varin sarà in diretta il giorno di Santo Stefano dalle 7:30 alle 10:30 e poi arriverà Antonino Danna. Sappiatelo. No, questo lo dico chiaramente per i reduci che non vanno al mare, in montagna, in giro, eccetera, e che fossero su Milano. Se ci volete venire a salutare, io vi tiro dentro in trasmissione con me. Sapete che ci metto molto, molto poco. Così come non ci metto niente a ricordarvi che il 1° gennaio 2026 c'è il tuffo di Capodanno. Già, di chi? Del generale Vannacci, insieme a tanta altra bella gente coraggiosa. 1° gennaio, Piazza Mazzini, Belvedere delle Maschere. Siamo naturalmente a Viareggio e l'idea di cominciare l'anno nuovo con un bel tuffo in mare è splendida. Chiaro che il generale Vannacci c'ha il fisico, però ce l'ho anch'io, pensandoci bene. Ho comunque un po' di materiale di riserva che dovrebbe anche ripararmi dal freddo. Sono molto indeciso se farlo questo tuffettino. Intanto aspettiamo naturalmente i servizi in televisione. Un 2026 di coraggio, audacia, sfide, speranza e voglia di raddrizzare questo mondo sotto sopra. Vieni anche tu e inizia l'anno battendo un record. L'anno scorso eravamo più di 700, quest'anno vogliamo superare la barriera dei 1000, così scrive il generale Vannacci della Lega sui suoi social. Ma a proposito di novità che riguardano l'anno prossimo, ce ne abbiamo qua una vivente di novità. Vieni a raccontar che cosa sta per accadere. Abbiamo con noi, certo, il neo segretario della Lega di Rescaldina. Rescaldina, signori, famosa località di montagna, si trova a 1200 metri, mi pare. Sì, sottoterra. Sta nevicando. Sammy, cosa stiamo dicendo? Nell'Interland di Milano c'è Rescaldina e, signori, Marco Grimoldi, che è anche, oltre a neo segretario, ormai da pochissimo, 3 anni della Lega di Rescaldina, è anche responsabile gadget di Radio Libertà, quello che si è inventato i gadget più pazzi, compreso, adesso parlo un attimo che... Vado io, tu parla che io vado. Ma sì, e poi non sai, cioè io parlo con gli ascoltatori che ci stanno sentendo. Ho avuto un invito di Sammy a Natale, siccome lui ha tante idee, cioè sta tirando fuori tutti i prodotti tipici dei banchetti. Cos'è che tiro fuori? Io mangio. Certamente. Guarda qua l'ultimo gadget che ha preparato, che qua nei nostri studi da qualche giorno, preparato apposta. E poi ci sono arrivate anche delle offerte, sbrigatevi a fare altre offerte. Allora, ti devo dire, tu non lo sai, ma l'ultima offerta che è arrivata da Marinella, 500 euro. Cane buono. E non è niente male. Marinella, buono. Ti mando un bacio, e un bacio lo mando anche a coloro che hanno versato solo 5 euro sul conto corrente postale 37671294 o attraverso il sito internet radiolibertà.net, cliccando dona potete aiutare la nostra radio a sopravvivere. Chiaro che questo orologio con le firme, c'è anche quella del generale Vannacci, dei big della Lega, signori, ma anche le nostre, e di chi si è avvicinato al gazebo della Lega la scorsa estate a Pontida, al grande raduno. Insomma, è un orologio a tiratura non limitata ma unica. Non ce ne sono altri, ne abbiamo fatto solo uno, e questo qua è quello che i nostri ascoltatori, coloro che sono venuti a trovarci al gazebo, gli abbiamo fatto mettere un piccolo segno di amicizia, un piccolo segno, e quindi hanno messo la firma. È il vostro orologio, ma è anche quello di chi deciderà di c'è anche la firma del mio cagnolino, è lì. C'è la c'è X, scritto. la zampa. C'è scritto Balù, dai. Ah no, pensavo fosse la figura zampa. la zampa. Senti, comunque questo è l'ultimo
l'ultima idea, ma intanto E appunto poi lanci un appello, ecco, lo come dice sapevo. lui, figlio d'Apollo, e tutte Adesso queste cose qua. sentitevi appellati, perché l'appello io Appellati. non so cosa sta per dire, ma sono certo che sarà No, terribile. dico, Sentiamo. no, non dico mai cose terribili. Sentiamo, sono Qualche curioso. gadgettino ce l'abbiamo già in Sapevo, mente, mi io tirava e fuori. Sammy. Che cosa ho detto nelle mie trasmissioni? Mi sono tradito, ho parlato di qualche voglia repressa che ho di qualche gadget, perché io quando dico queste cose lui prende nota e me li fa davvero i gadget. Di cosa ho parlato? Ho sbagliato? Ho No, detto qualche qualcosa... gadgettino ce l'abbiamo, però quello che Mi chiedo... rimangio tutto quanto. No, mangia, lui mangia Non ho sempre, detto mangia niente, sempre. no. Cioè, quello che dico, se anche voi ascoltatori avete qualche idea, lanciatecela. Noi la Ci prendiamo al mancava volo solo questo, e signore. vediamo cosa possiamo fare. Mi No, viene non da piangere, cioè, oltre alle mie adesso vai a beccare anche quelle degli... Non tira fuori il fazzoletto, no? È usato, non lo voglio. Ma figurati, usato. Allora, avete capito bene che una volta all'anno a Pontida o comunque nei grandi eventi targati Lega c'è il gazebo di Radio Libertà, lì ci vediamo, ci abbracciamo, ci raccontiamo, lì potete sostenere la nostra radio dal vivo, ma ogni volta vi portate a casa qualche cosa. Quest'anno ne abbiamo fatti veramente di tutti i colori, oltre ai portachiavi con Il scritto Radio quadrettino Libertà. con la sua foto in parrucca verde. La mia foto con la parrucca verde, io mai pensavo che tu Ma lo riuscissi sai che mi a è venuta vendere in anche mente queste anche la cose. motoretta, la Vespa, che tu sei al mare coi capelli, che stai guardando le gentildonzelle. Come hai fatto ad avere quella foto? Non ho capito. Sapessi. Ma c'ho appunto la foto con il PX, esatto, ero scappato di casa senza dirlo a mio padre, ero andato fino al Lido degli Estensi in provincia di Ferrara e vabbè, adesso c'è pure, aveva però non avevo i capelli verdi, li avevo anche i capelli veri. Sì, poi è avevo andato al 16 Lido per anni. mangiare l'anguilla lì, da quelle parti lì. Vabbè, Quindi, sai. comunque signori, ci inventeremo e vi inventerete dei gadget. Se avete proposte inviate il vostro WhatsApp al 340 6709 659, perché il Grimoldi mette in pratica i vostri desideri più nascosti. Chiaramente le mutande sono state le più richieste e lì devo dire è stato un errore di valutazione, Sì, ne perché abbiamo fatte poche, guarda, perché tutti ce le chiedevano, cioè noi pensavamo una cosa un po' così, cioè dai, mutande con scritto Radio Libertà, ma chi è che se le fila? il discorso è stato, ma no, magari è un po' osceno, usciamo un po' fuori scemo proprio. osceno, Eppure così. Ma tu adesso racconto una cosa, sono andato lì per far mettere su Radio Libertà, imbarazzatissimo, perché vai lì dal io mi tizio. sarei vergognato, cioè da quelli che fanno i gadget con la mutanda in mano. Cioè, quello si è messo a ridere e poi è rientrato nella persona seria, essendo un negoziante che deve... me le ha fatte. Sono ritornato lì poi perché noi avevamo fatto quelle da maschio, ci avevano chiesto alcune gentildonzelle da femmina. Quando mi ha visto mi fa mutande, faccio sì signore. Pazzesco. Però alcune a Pontida mi hanno chiesto, però se fossero state più sottili, e gli faccio, ma signora, ma dove la mettiamo la scritta sulle... È perché abbiamo preso le mutandoni, sai, il mutandone tipo della nonna, che a me piacciono tantissimo, tipo culotte, stupende. Chiaro che adesso ci sono quelle filiformi Sì. che ti entrano nel sedere, però il nome è Radio Libertà, dove cavolo ce lo scrivi? Questo è il Però lo fatto. rifaremo il prossimo anno, dai, qualche Veramente. mutande in più, e poi c'ho in mente altre 2 cosine, poi Sì, è tutto, sì, lo so, è lo so. tutto. Ascoltate tantissimo Sammy, No. Sammy vi dà delle notizie Sono tali, pericolosissimo, notizie tali perché che... io poi non me le ricordo, queste cacchiate che ma dico, io me le non me le ricordo. ricordo, e questa è la cosa più grave, me perché le dovrei, ricordo. mi sembra veramente che succedano cose. A proposito di succedere cose, signori, il Marco Grimoldi sta preparando la sua trasmissione, perché non ci crederete, ma avrà un suo programma all'inizio dell'anno. Sì, all'inizio dell'anno. Allora, è una trasmissione che c'è anche un'altra persona, anche lei neosegretaria, la con lo Stefania stampino li Paccagnello. facciamo, Sì, guarda, cioè tutti i neosegretari cosa fate? Ma Cosa no, fate? allora c'è da capire una cosa, in Lega siamo tutti amici, ci troviamo alle feste dove lui mangia e via dicendo, ed ero in pratica a casa sua, nella sua sezione di Nosate, e stavamo parlando, che bello possiamo, ed è saltata fuori l'idea di questa trasmissione che poi
Giovanni Sallusti ci ha dato l'ok, come Semmi e tanti altri, e vorremmo portare in questa trasmissione le sezioni, cioè i mitici militanti che Vai. fanno i gazebi, che con i loro problemi, le loro tematiche, con tutto quello che c'è da parlare, soprattutto con la fatica che fanno, perché la sezione, voi vedete lì i gazebi, magari quelle 2, 3, 4 ore, ma dietro c'è un lavoro, c'è tanto lavoro da fare, È vero. e far sentire importanti, perché loro sono importanti come i sostenitori, tutto il mondo Lega è importante, e parlarne in questa trasmissione che durerà mezz'ora, 40 minuti, adesso c'è da vedere i piccoli dettagli, e partiremo in questa avventura. Non sarà un'avventura, Lucio Battisti. E Prime settimane di gennaio, intorno a metà gennaio, signori, si adesso il parte. 14 o il 21, 21, mercoledì. esatto, ore partiremo. 16:30, ho letto bene. No, Se 16. 16, ecco, vedi? E diciamo che è l'occasione per parlare di Lega, per parlare delle sezioni della Lega, ma anche per parlare dei tantissimi militanti o semplicemente simpatizzanti della Lega che decidono di frequentare, magari per caso, una volta si avvicinano a una sezione della Lega e poi capiscono che per parlare del proprio paese, della propria città, la sezione della Lega è importantissima. Tutto. E anche le associazioni che, tra Vero. virgolette, sono collegati, e tanto per dire, ci sono associazioni culturali che rendono partecipi delle tradizioni del paese in cui sono. E tutto un bel mondo, cioè un bel mondo che chi entra dentro non se lo dimentica. E poi attenzione, come dice Semmi, noi siamo Lega, non siamo tante piccole leghe, si fanno le scarpe fra di loro, noi siamo Lega, e di conseguenza la Lega con tutti i suoi ideali, perché poi alla fine, ragazzi, io dico questo, vedo a Pontida gente che non li vedo una volta lì, ma sembra che ci siamo sentiti fino all'altro giorno, ed è bello questo spirito, perché c'è questo spirito di fratellanza, questo spirito di amicizia, e nient'altro, tutto qua. E dice niente, è lo spirito che ci piace, che poi anche deve essere lo spirito di questa notte di Natale, e lo spirito che dovete avere alzando il telefono e facendo quella telefonata di auguri, non soltanto messaggi WhatsApp, ragazzi, certo, ne spediremo tanti, anch'io stesso vi sto inviando il video che abbiamo fatto con alcuni dei tanti ospiti che sono arrivati in questa trasmissione negli ultimi mesi, e la canzoncina ve lo sto inviando, però alzare il telefono e fare una telefonata di auguri, importantissimo, alzare il culo e andare a citofonare, a suonare il campanello della vicina di casa che è sempre sola, è un gesto bellissimo, vi apre il cuore, ma soprattutto fa capire che ancora c'è un minimo di umanità, quella che non è esistita. Lo ricordiamo in corso Buenos Aires l'altro giorno, mentre i Maranza frustavano con la cinghia il ragazzino di 15 anni, nessuno si è girato, nessuno si è fermato, nessuno ha battuto ciglio. Paura, indifferenza, cattiveria davvero che ha penetrato ognuno di noi. Io non lo so, però da questa lettera che la mamma di questo ragazzino ha scritto oggi al Corriere della Sera, forse parta una discussione che vada anche al di là della politica, anche se qui c'entra anche la politica, signori, perché a Milano si sta pensando a tutto tranne che alla sicurezza e tranne che alla solidarietà. La solidarietà sì, la facciamo quando si costruiscono i grattacieli tra coloro che hanno costruito i grattacieli. Facciamo solidarietà senza naturalmente chiedere il permesso. Forse che questo Natale porti un po' più di meditazione? Speriamo. Deve essere Natale tutti i giorni, ragazzi, perché come dice Semmi, anche la vicina di casa che magari nessuno la sente, magari ha bisogno, il bisogno è tutto l'anno. Cioè, ci sono tante cose come il Corso Buenos Aires lì vicino a casa mia, ma è impossibile che il Corso Buenos Aires alle ore 8 di sera nessuno vede queste cose, No, hanno o visto nessuno si benissimo. ferma. Si scansavano, chiedevano di passare perché avevano fretta di comprare gli ultimi Sì, regali, quindi davano e come fastidio diceva quei Semmi, Maranza. il Corso Buenos Aires da 4 corsie siamo arrivati a 2 che vanno a 30 all'ora,
anche le macchine, è impossibile che nessuno veda niente, che prenda il telefono e chiami 112. Cioè, sono cose che forse andiamo in un'altra mentalità che magari tante persone non ce l'hanno. Il piccolo è sempre piccolo. Signori, e noi siamo piccoli, ma cresceremo. C'era una canzone di tanti anni fa, io non posso che ringraziarvi perché avete scelto di fare la differenza anche in questo Natale, ascoltando una radio di nicchia come Radio Libertà e aiutando una radio di nicchia come Radio Libertà. Grimoldi, fai una trasmissione al martedì mattina, così non vanno repliche. Oh, il Pietro, vedi che ti dà un'idea. Vieni anche il martedì mattina. Ma no, Pietro, non ti preoccupare. Quella mezz'oretta, quell'oretta che farà il Grimoldi dopo metà gennaio la replicheremo ad esempio il martedì mattina, perché c'era la trasmissione di Claudio Borghi Aquilini, solo che lui a quell'ora prende sempre l'aereo e non ce la faceva a fare la diretta. Allora il Claudio Borghi l'abbiamo spostato il martedì sera, ma il martedì mattina è rimasta mezz'ora di buco. E ci troverete a me e la Stefania, perché ringrazio anche la Stefania. Fate i tappabuchi, grazie Stefania. Va bene, io Ce ne faccio un andiamo. augurio a tutti voi ascoltatori e sempre in alto, sempre a guardare, sempre bene e vi voglio tutti. Auguroni. Sì, li voglio tutti, capisci? Cioè, questo ormai Mi sono allargato. come dai, cantante Sebbi. sul palco, vi voglio tutti. Ma che voglio tutti? Cioè, Uomini, donne, animali, li vuole tutti. No, animali capisci? lascia perdere che Assolut- un giorno porto qua il mio cagnolino. Ma portalo. Ma portalo. mette la Guarda, tanto qui è una radio di cani e porci, quindi manca soltanto il tuo cagnolino che forse è più bello di tutti rispetto a noi, no? E Ma quindi no, non parlo dei presenti, tutti i naturalmente. cani sono belli. Signori, ce ne andiamo con un sorriso, ma anche con un po' di malinconia, perché tra pochi minuti ci collegheremo col passato e con una persona che ci ha lasciato a 99 anni. Signori, Alarico Zeni ci ha lasciato, il poeta Alarico se n'è andato dopo anni, ma soprattutto dopo decenni di impegno per la lingua milanese. Lui era dell'Accademia del dialetto milanese, lui era poeta e animatore di tanti eventi, ma soprattutto di una trasmissione di grandissimo successo la domenica mattina, la ricorderete, Lombardia Amore Mio, e poi si chiamava Poesia Amore Mio, seguitissima da chi è un po' più grandicello, ma amatissima anche dai giovani, perché ancora si parlava il dialetto lombardo. Cosa ormai che non esiste. Cos'è il dialetto lombardo? Qui si parla romano, Ma no, si parla calabrese, no, si parla, si parla anche milaneschi. speriamo, è l'ultima nostra speranza, signori. Ci ha lasciato Alarico, ma sarà sempre con noi la sua cultura, il suo modo di fare. Oggi alle 14:45 i funerali nella chiesa di San Giovanni Laterano in piazza Bernini a Milano, ma soprattutto tra pochi minuti la sua ultima trasmissione che condusse un paio d'anni fa proprio su Radio Libertà e che rimarrà sempre nei nostri cuori perché il suo modo di condurre da vecchietto, signori, 90 e passa anni, Sì. ragazzi, come saremmo conciati noi a 90 e passa anni? Non voglio immaginare, io no, Ti posso sempre prendere per Pontida. Esatto, sarò lì a Pontida, ma vi aspetto anche a 90 anni a Pontida. Buon Natale, Grimoldi. Buon Natale a tutti voi, grazie di questo pensiero e ci vediamo prossimamente. Ci vediamo, ci sentiamo. Buone feste a tutti i nostri radioascoltatori. Buone feste, buon Natale anche a Francesco in regia che se ne torna al suo paese. Bravo, viva Roma, almeno per 5 secondi lo posso dire, ma poi basta. Noi ci ritroviamo dopodomani, Santo Stefano, in diretta dalle 7:30 alle 10:30. Vi voglio, non lasciatemi solo che c'ho paura. Buon Natale. Buon Natale. Avete ascoltato